Bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La festa finisce in tragedia a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove 3 persone sono rimaste ustionate mentre accendevano un fuoco per un barbecue. Uno di loro, Alessandro Tommasella, di 31 anni, è morto all'ospedale di Catania, dove era stato trasportato con un'ambulanza del 118. Ennesimo incidente stradale mortale a Palermo, in viale Regione Siciliana, ieri mattina in direzione Trapani, all'altezza della rotonda di via Oreto. Secondo quanto ricostruito, un uomo alla guida di un furgone si è schiantato contro il guardrail ed è morto sul colpo. La vittima è Salvatore Arcuni, 37 anni, ferito ma non grave il collega che era a bordo con lui. Sotto la minaccia di un coltello serramanico si è fatto consegnare l'incasso della giornata ed è scappato poi a piedi. È successo a Catania, in una farmacia in zona Porto. Dopo la denuncia del titolare, i carabinieri hanno costruito il modus operandi della rapina, lo stesso della rapina commessa un mese fa, sempre ai danni di una farmacia. Hanno identificato il colpevole, un 44enne con precedenti, 250 euro il bottino. Sono 1221 i migranti alloggiati all'hotspot di Lampedusa, in provincia di Agrigento. Nonostante i quotidiani sforzi della prefettura per trasferire gli ospiti della struttura di prima accoglienza a Porto Empedocle, i padiglioni di Contrada e Imbriacola, che possono ospitare massimo 350 persone, restano ancora nel caos. Nella giornata di ieri sono 175 nuovi migranti arrivati con 4 diverse imbarcazioni. A soccorrere i barconi sono state le motovedette delle Fiamme Gialle della Capitaneria. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.